Buongiorno, oggi parliamo di soffocamento da ostruzione delle vie aeree. Il soffocamento è una condizione nella quale l'aria non riesce ad arrivare correttamente ai nostri polmoni a causa di un corpo estraneo che impedisce parzialmente o completamente il passaggio dell'aria. Di solito il corpo estraneo è un alimento o un oggetto. A seconda dell'entità e della gravità dell'ostruzione possiamo distinguere l'ostruzione parziale dall'ostruzione completa. Partiamo dalla prima, meno grave, nella quale il lattante può piangere, tossire e respirare. Magari lo farà male, ma lo può fare, è un lattante che sentiamo. In questo caso ricordatevi, non applicate alcuna manovra in quanto si rischia di peggiorare la situazione. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente tranquillizzare il nostro lattante, tenerlo in posizione preferibilmente seduta o semiseduta, e se la respirazione dovesse peggiorare, chiamare il numero d'emergenza. Invitare continuamente il lattante a tossire proprio perché è il miglior sistema per prevenire e per risolvere anche l'ostruzione. Diverso è il caso dell'ostruzione completa delle vie aeree, nella quale il nostro lattante purtroppo non può piangere, non può tossire e non può respirare. È una condizione quindi molto più grave, nella quale non possiamo sentire il nostro lattante. Cosa fare? In questo caso è necessario attivare e chiamare prontamente il numero d'emergenza e iniziare le manovre di disostruzione delle vie aeree, che vediamo insieme. È necessario porre il lattante a pancia in giù sull'avambraccio ed appoggiarlo anche sulla nostra coscia. Applicare poi 5 pacche tra le scapole in questo modo: 1, 2, 3, 4, 5, mantenendo sempre il lattante con la testa più bassa rispetto al sedere. Una mano sulla testa, giro a pancia in su il lattante ed eseguo 5 compressioni toraciche. 1, 2, 3, 4, 5. Ripeto la manovra. Fino a quando vado avanti? Vado avanti con questa manovra fino a quando o non sento nuovamente il mio lattante piangere, tossire, respirare, quindi espelle il corpo estraneo, oppure fino a quando purtroppo il lattante non perde coscienza. Nel caso in cui il lattante perda coscienza è necessario iniziare prontamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare che vedremo successivamente insieme.